my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video. Su grande richiesta mi avete chiesto di riportare le clanware sul mio canale. Allora ragazzi, oggi non sono tornato con una clanware cinese, ma bensì con una clanware italiana. Come potete vedere sono clan Falange, nonché uno dei primi clan in Italia ad essere livello 7, e nonché anche il clan del mio grande amico Harry Free, che attualmente è in classifica italiana. Diciamo che è molto scarso perché è solamente quarto. A parte scherzi, facciamo i complimenti a Harry perché in passato è stato anche primo in assoluto in Italia. Insomma, perché sono nel clan Falange? Allora ragazzi, ieri Harry mi ha scritto un messaggio dicendo: Kai, devi venire assolutamente nel mio clan e guardare gli ultimi attacchi che abbiamo fatto in Clan War, perché sono stati veramente strepitosi. Oggi sono qua nel suo clan e ho dato un'occhiata ai suoi replay, agli attacchi che hanno fatto, e devo dire che sono stati veramente qualcosa di micidiale. Insomma, devo dire che hanno talento nell'attaccare. Siete curiosi? Volete vedere? Allora ragazzi, diamo un'occhiata alla ultima clan war che hanno fatto. Praticamente Falange contro Indo Extreme. Hanno subito quasi tutti 2 stelle, ma loro sono stati molto più bravi perché hanno fatto più 3 stelle. E grazie a questi attacchi da 100% sono riusciti a portarsi a casa la vittoria. Sì ragazzi, mi starete già chiedendo come hanno fatto a fare 3 stelle al primo avversario. Me lo sono chiesto anch'io. Facciamo il replay. Allora ragazzi, gli attacchi del clan Falange si commentano da soli perché sono stati veramente strepitosi e fortissimi. Io aggiungerò un commentary mio così a caso nell'aria. Che dire sui loro attacchi? Allora, è una tecnica di attacco ormai conosciuta che purtroppo è stata abbandonata quando hanno messo il secondo volano. Praticamente era già impossibile con un volano utilizzare questa tecnica qua. Praticamente golem dietro eroi, mastino, mongolfiere e qualche sghero per fare il 100%. I Falange hanno avuto veramente molto talento, hanno ripreso dalla tomba una tecnica e loro ci hanno messo qualcosina di loro e sono riusciti a fare ben 3 stelle con questa tecnica d'attacco. Il loro punto di forza in questa tecnica d'attacco secondo me non è quella di mettere le mongolfiere a caso, ma mettere le mongolfiere in modo tale che a ogni mongolfiera venga assegnata una relativa difesa. Dopo aver distrutto quella difesa là, vanno a distruggere le difese accanto. Un altro punto di forza è quello non di usare la pozione furia, ma la nuova pozione veleno, perché veleno, velocità. Innanzitutto perché occupa di meno e poi dura di più nel campo. Sì, la furia dà più potenza, però le mongolfiere sono già forti di loro e come potete vedere, il giocatore DW sta già bestemmiando in 7 lingue diverse e guardate qua ragazzi che 100%. Poi vabbè, abbiamo ancora il re barbaro in vita, ma cioè alla fine non può fare niente con la spada, non riesce a saltare e distruggere i figli del mastino e 3 stelle easy. Ragazzi, il secondo attacco che vi farò vedere è sempre di Marshi, penso che sia con il secondo account, se chiama Marshi 2, penso che sia suo. Allora ragazzi, cosa ha fatto il nostro amico Marshi? Praticamente lui ha utilizzato una tecnica d'attacco che ho visto già su un altro canale YouTube americano. Praticamente tira fuori un po' le truppe del castello, non le distrugge, anzi ci caccia 2 archi e una guaritrice, così Mastino non morirà mai. Neanche le truppe del nostro amico Marshi resteranno là a tipo ciao belle scarpe, belle. E nel frattempo il nostro amico Marshi sta utilizzando i suoi eroi per distruggerli la difesa aerea e poi entrarli con le mongolfiere e il mastino. Vediamo che il re barbaro contro la regina, vabbè già morta la regina, lui ci mette anche un assalto per distruggere la difesa aerea. Facciamo per 2, intanto questi qua stanno ancora giocando. Ecco, distrutta una difesa aerea. Oh, raga, ne ha distrutte 2 di difese aeree. E guardiamo bene con attenzione. Mette proprio apposta, in modo tale che ogni mongolfiera prenda la relativa difesa a cui è stata assegnata. E poi non muoiono, vanno direttamente avanti e non fanno neanche i giri come i pet bastardi. Insomma, ha fatto un attacco perfetto. Ha calcolato ogni evenienza delle truppe, in modo tale che le truppe vadano sempre avanti. Dopo c'era persino questa mongolfiera qua che ha distrutto i volano. Mamma mia, attacco perfetto io direi. E qua c'è ancora una difesa aerea. Dai, distruggi. Insomma, dopo aver distrutto la torretta d'arciere, il nostro amico non riesce più a difendersi. È morto.
Perciò un complimento anche a Marci e soprattutto l'intelligenza di aver utilizzato questa roba qua. 3 stelle. Ragazzi, un altro attacco che vi farò vedere è sicuramente quello di Aerei Free. Praticamente questo villaggio qua, quello che state vedendo ora, è uno dei più odiosi in scalata perché o vinci bene con 70-80% o perdi male con 20-30% di distruzione. Come possiamo vedere in questo attacco il nostro amico Aerei prima manda il golem con qualche spaccamolo e dopo gli eroi, distrugge una difesa aerea e poi manda le mongolfiere in modo proprio tattico, tipo 2 mongolfiere qua per questa difesa e entra veramente in modo easy. Come potete vedere ragazzi, il mastino lavico in difesa attualmente non serve veramente più di molto perché una volta distrutto le difese non serve, e soprattutto poi se ti attaccano con le truppe aeree come in questo caso qua è inutile, meglio mettersi drago con le mongolfiere o con i sgherri che sono veramente odiosissimi. Ragazzi, un altro attacco che vi farò vedere è quello del giocatore Mr. X e come potete vedere si è portato il Goblin Clan. Molti si chiedono perché portarsi i Goblin Clan. Praticamente i Goblin Clan molto spesso vi assicurano la terza stella. Praticamente avete il Re Barbaro che è molto lento e non riesce a fare la terza stella e c'ha una capanna del muratore dall'altra parte del mondo. Sto qua c'è caccia i Goblin che sono velocissimi e penetration. Insomma, guardiamo l'attacco del nostro amico Mr. X. Praticamente solita roba, distruggono la difesa aerea e poi mandano le mongolfiere in modo tattico, cioè bisogna proprio capirlo dove mettere le mongolfiere perché cioè ne sanno mettere tutte in modo così tan. E di solito quando si fa tan si faila e come possiamo vedere in questo attacco, wow, si commenta da solo per 2. È entrato proprio dritto verso il Town Hall, ha distrutto le difese aeree, sì le difese aeree, le robe là, sparafuoco, com'è che si chiama? Le torri inferno, mamma mia ha avuto un lapsus. E come potete vedere il mastino come ho detto prima è inutile e questi guardate questi bastardini che fanno il 100%. Che bordello, ai qualcuno ha subito un 3 stelle. Ragazzi guardate qua, che veloci che sono sti goblin. 3 stelle. Allora ragazzi, un piccolo riassunto di questo video. Faccio i miei complimenti al clan Falange di essere livello 7, non è da tutti avere un clan livello 7. E poi gli attacchi strepitosi sono stati veramente molto belli. Perciò ragazzi in Clan War cercate di fare delle difese anti 3 stelle, soprattutto da questa tecnica d'attacco che anche se ci sono 2 volo sono veramente qualcosa di strepitoso, devastante. Ok ragazzi, questo è tutto per il video oggi, spero vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.